Rieccoci, allora abbiamo sempre, come di consueto, lo spazio dedicato al Comitato Italiano Paraolimpico, dove c'è il Presidente del Veneto, Ruggero Vinnai, che ovviamente ci porta sempre ospiti importanti. Questa sera abbiamo un campione del mondo, abbiamo chi ha partecipato alle Olimpiadi, tra poco parleremo anche con loro. Prima andiamo a vedere il promo delle CIP e poi andiamo a parlarne. Un attimo, mi ha detto un attimo. Allora, porta sempre grandi campioni Ruggero qui, Certamente, abbiamo questa possibilità, questa capacità, siamo davvero orgogliosi di promuovere lo sport paralimpico e l'orgoglio a volte aiuta anche, no? Poi prima si parlava anche del calcio così, però a volte ci vuole anche un po' di fortuna nello sport. E credo che noi siamo baciati anche dalla fortuna, perché il Veneto ha davvero dei grandi atleti, grandi società, sicuramente grazie anche ai presidenti e ai tecnici che abbiamo. Insomma, abbiamo una situazione, la chiamiamo famiglia, noi la famiglia paralimpica, che davvero da cosa nasce cosa. C'è molto entusiasmo e questo ci aiuta ad avvicinare altre persone disabili che ancora qualche persona con disabilità tentenna ad approcciarsi. Ecco, voglio approfittare di questo, Gero, perché anche la puntata scorsa e anche nelle prossime puntate ovviamente la tua battaglia è: ce ne sono molti ovviamente che non hanno il coraggio, per ovvi motivi, per vari motivi, svariati motivi che abbiamo già accennato la volta scorsa, che non hanno la voglia di mettersi in mostra, definiamolo così, oppure di mettersi lì e battagliare. Tu da Presidente regionale stai facendo di tutto sotto l'aspetto presenza in televisione, l'aspetto sponsor, l'aspetto pubblicità, per raccogliere questa gente che magari per paura, per motivi anche sconosciuti, di vergogna in certi casi, non praticano attività sportive che renderebbero migliori la loro vita. Sì, è vero, siamo in questa fase, stiamo avendo dei ottimi risultati, stiamo crescendo anche come numero, però ecco, non siamo ancora soddisfatti, dobbiamo continuare, perché di fondo ci sono questi problemi. Dobbiamo continuare, che eppure facciamo tante cose, ma da convenzioni con le ASL, convenzioni con l'INAIL, piuttosto con gli ospedali, centri di riabilitazione, proprio per diffondere questo messaggio. Stiamo ottenendo buoni risultati, però ecco, lo spot che abbiamo creato, andiamo a vederlo, che anche questo dovrebbe aiutarci. Andiamo in onda con lo spot. Lo sport è per tutti, per coloro che hanno passione e determinazione a superare le sfide della vita. Il Comitato Paralimpico Veneto, tramite le società, è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport. I nostri atleti praticano diverse discipline, partecipano a competizioni nazionali, internazionali e alle Paralimpiadi. Il CIP Veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport, scoprendo la voglia di competere e divertirsi. Ti aspettiamo, contattaci. Allora, diamo il microfono a Simone Bilato. Simone, allora, tu sei il campione del mondo, raccontami un po', tieni vicino il microfono, riesci Simone? Eccolo. Sì. E funziona tutto Simone. Allora, dimmi le emozioni che hai provato nel diventare campione del mondo. Sono contento. Ma da quant'è che hai iniziato? Come mai hai iniziato questa disciplina sportiva? Ti piaceva la ginnastica artistica? Come mai hai iniziato? Io ho cominciato con la ginnastica perché ho iniziato con i miei allenatori. Ascolta, ma il tuo allenatore che ce l'hai vicino, stiamo lì vicino a te, Marco, è bravo o ti fa arrabbiare? No, Marco non mi fa arrabbiare molto. Solo con Diego.
E Diego ti fa arrabbiare, che è quello dietro, ti fa arrabbiare Diego? Sì, Perché? Perché Simone? perché io... perché mi fa arrabbiare, perché io... Perché è troppo severo? Sì, Vabbè, ma cioè severo perché tu migliori, no? Perché vuole Guarda che tu Giorgio, riesca guarda a bene, no? l'esibizione. per le ambizioni di Anneli e che non sono riuscito benissimo a contare. Beh, ma hai vinto una medaglia, sei il campione del mondo, cioè più bravo di così? E per gli Anneli è che sono un po' triste per questo. È triste per quale motivo? Allora, intanto ciao a tutti e grazie di questo invito. Io ho accompagnato io a Berlino Simone e ad Abu Dhabi la Veronica. Simone ha lavorato tantissimo agli anelli, poi ve lo spiegherà Marco, perché era un attrezzo dei 6 che doveva fare, per lui molto importante perché aveva fatto grandi conquiste. In questo attrezzo ci sono delle posizioni di forza da tenere e lui la qualificazione le ha fatte benissimo. Nella finale invece era molto più emozionato rispetto alla qualificazione, per cui nonostante lo sapesse, quando è sceso si è reso conto che non aveva tenuto queste posizioni e quindi è triste perché ha sfuggito le valori agli anelli. È quello che stiamo vedendo? Sì, esattamente. È proprio E quello quindi lui ha vinto guardato. l'oro, ma adesso ve lo dice lui dove l'ha vinto, e questa... Sentiamo cosa hai detto Simone? Lo facciamo rivedere quel movimento. Ma l'hai fatto bene quel movimento lì? Sei stato bravo a fare quel movimento lì? Per la sezione sì, e con le tenute non molto bene. Perché non molto bene Simone? Perché sono tenuto mezz'ora. Ma perché eri emozionato un po'? Sì, è per quello. Però dopo hai vinto ugualmente la medaglia d'oro. Sì. Allora, se ce l'hai qui me la fai vedere la medaglia d'oro, Sì, vediamo sì. un po' la medaglia. Ti tenete il microfono? Ma ne hai medaglie lì, altro che medaglie Simone lì? Sì. Raccontami un po' quella medaglia, questa è quella d'oro. Quella d'oro è sul cavallo. Senti, me la vuoi regalare? Sì. Pensavo di no Simone, pensavo di sì, no. regali a me no. Però è che mi ricordo bene ancora sul cavallo. E invece le altre medaglie cosa sono Simone? E queste sono 2 bronzi e questa è per la sbarra e per gli anelli. Per gli anelli. Bravissimo, bravissimo. Ci sono delle cose che davvero... Veronica, invece tu sei stata ad Abu Dhabi, giusto? Sì, 4 anni fa. Tu fai anche la sbarra, mi sembra di aver capito. No. No? Cosa fa lei? La trave, scusami, la sbarra, la trave. Volevo dire la trave, ho sbagliato io. E come sta andando, Veronica? Tieni vicino il microfono, come sta andando? Allora, sta andando bene e soprattutto anche tantissimo impegno da parte mia. E comunque io ho fatto anche ho fatto la gara appunto ieri e sono arrivata, diciamo, seconda. Che gara era ieri, Veronica? Era una nazionale. Cioè, ti sei arrabbiata che sei arrivata seconda? Perché l'hai detto un po' arrabbiata? No. Sono arrivata seconda e comunque grandissimo risultato anche. Quante volte ti alleni alla settimana, Veronica? 2 volte. 2 volte alla settimana, quindi vai in palestra, gli allenatori sono bravi o ti fanno arrabbiare anche a te come Simone? Allora, io ho 2 allenatrici che devo dire che sono molto brave, ma quando si arrabbiano, però comunque io tengo sempre il modo di continuare a fare il meglio, ecco. Bravo, insomma. Senti, e più avanti, cosa ti piacerebbe partecipare alle prossime Olimpiadi? Cos'è il tuo futuro? Cosa ti piacerebbe fare? Comunque andare avanti con la ginnastica e dare sempre il meglio. Sì, per dare il meglio vuol dire partecipare alle Paralimpiadi, alle Olimpiadi. C'è qualche obiettivo del futuro di voi? Cioè, il programma cosa c'è adesso imminente? Cosa c'è in programma? Come gare? Ecco, sediamo a Schiavone l'allenatore.
Esatto, ieri c'è stata Sì, ieri ho sono capito, state ma le gare nel- nazionali, però non le qualificazioni anche per andare al Sud America, che è un mondiale, Ah, ecco, quindi hanno- Sudafrica, E che è quando hanno il mondiale in Sudafrica? a settembre. E A quindi settembre. tra poco, insomma. Sì, esatto, perché appunto ieri ci sono state le qualificazioni per vedere chi saliva. Ma mi passa il microfono alla mamma della Veronica, gli voglio chiedere una cosa. Ovviamente per fare queste trasferte c'è bisogno di costi, avete un contributo, oppure sono i genitori che devono sopperire a tutte le... Ci sono alcune cose che dobbiamo sostenere per forza noi, altre c'è la società, ci sono gli sponsor che ci hanno dato una grande mano. Veronica quando è andata ai mondiali di Abu Dhabi per esempio c'erano degli sponsor che sono stati raccolti anche con un po' di, insomma si fa un po' fatica ma insomma ce la si fa e lei è stata completamente spesata quando è andata ad Abu Dhabi. È quella che stiamo vedendo Veronica, vero? Veronica, quella è la gara di ieri di Veronica, sì. E devo dire che da genitore lo sport per noi è stato, io vedo un grandissimo miglioramento dal punto di vista della socialità di Veronica, anche di Simone. Simone io lo vedo in quest'ultimo periodo è fiorito e anche Veronica è molto cambiata, devo dire, perché imparano a stare di più in mezzo agli altri, si fanno un sacco di amici nuovi e oltre che ovviamente dal punto di vista fisico perché lo sport si fa per stare bene. Quanti anni ha Veronica? Veronica ha 21 anni. E Simone quanti anni ha Simone? E ho 22 anni e tra poco 23 anni. Quindi va tutto bene, ti alleni, hai la fidanzata? No, era per salutarla Simone, se vuoi salutarla. Ciao amore. Come si chiama? Luana. Ecco, perfetto, l'hai salutata, ti sta guardando immagino, giusto? Sì. Così l'hai salutata? Perché proprio magari adesso. Non ho capito cosa hai detto. Proprio adesso stavo guardando. Proprio in questo momento quando hai detto amore? Cioè... Sì. Bene, così qua. Schiavone, Marco, quanto bello è allenare questi ragazzi qui, perché al di là che raggiungono dei risultati importanti e poi ovviamente sono persone che è giusto che praticano sport, però è anche bello allenarli, presumo, cioè, io credo si arricchisce moltissimo al di là di tutto, no? Infatti, guarda, questi ragazzi ti danno una soddisfazione immensa quando sei là con loro, soprattutto prima per i risultati che vedi quando affrontano le gare, le competizioni e poi vederli comunque ogni giorno, cioè nel giorno dell'allenamento li vedi, loro sono sempre con il sorriso e quindi hai comunque un'emozione, c'è comunque quell'emozione forte che ti dice hanno il sorriso, hanno la dolcezza, loro hanno sempre il sorriso, difficilmente ti fanno il broncio, se hanno il broncio te lo tengono per 5 minuti, dopo comunque è subito un abbraccio. Sì, ma non è arrabbiato con te, è arrabbiato con Diego. No, ma Diego esatto. No, ma appunto... Diego che lo fa arrabbiare. E perché Diego ti fa lavorare troppo, è vero o no Simone? Ti fa lavorare troppo, bisogna che chiariamo, devi chiarire queste cose qui. Ma con Diego è un po' ingenuo. Insomma, ingenuo, ti insegna perché tu possa vincere, insomma, no? Perché quando non ascolto si arrabbia. Come in gara a Berlino è successo che per la parallele perché ho strascinato le gambe e per quello però che fa così. Simone aveva ragione allora Sì, ha ragione. Insomma, perché vuole che tu dia il massimo e tu debba vincere, per questo lui ti sprona e si arrabbia, perché ti fa che tu migliori, che tu possa vincere per questo motivo. Però con un volteggio devo un po' migliorare. Un po' correggere con Marco a Padova. Dopo ti ricordo che devi dare la medaglia d'oro. Esatto.
Diego, volevi dire qualcosa, poi andiamo dalla Chiara. Esatto, concludo solo, volevo riagganciarmi invece al discorso di Ruggero, del nostro presidente, sul fatto di far praticare sport a questi ragazzi, perché effettivamente i miglioramenti e le qualità si vedono e si notano, e volevo dire che fino a qualche anno fa, che questi due ragazzi sono due esempi nel mio sport, nella ginnastica artistica. Fino a qualche anno fa ce n'erano 2 di società in Veneto, da quest'anno ce ne sono 8 di società in Veneto. Ma no, sta migliorando, certo, sta facendo un quindi lavoro. questo... Posso dirvi, delle volte viene, mi dice Giorgio, abbiamo parlato poco, Sarabia ha ragione, sta facendo una battaglia in Veneto per migliorare, ovviamente, perché tutti stiano bene, tutti abbiano la possibilità di praticare sport, quindi Ruggero da questo punto di vista, guarda, lo conosco da una vita, quando hanno più difficoltà di oggi, è sempre stato in prima linea, e quindi i meriti a Ruggero sono sicuramente, non perché è qui, ma lui lo sa benissimo che è la verità, e quindi fa tanto per tutto diciamo, questo tipo di sport. Chiara, com'è andata allora? Hai fatto tu le Olimpiadi, giusto? Sì, le Paralimpiadi a Tokyo. Paralimpiadi, esatto. Canottaggio. Com'è andata Chiara lì? È andata bene, sono arrivata quinta assoluta. Cioè canottaggio da sola? O... No, eravamo in 2 in barca, un doppio misto. Diciamo che Cioè doppio misto, un uomo e una donna? Un uomo e una donna, lui di Genova, io della Canottieri Padova. E come vi siete conosciuti? Cioè come mai vi ha messo assieme? In nazionale, lui... Per i risultati, io subito i primi mesi ho partecipato a delle gare indoor, ho vinto il campionato italiano indoor, e lì diciamo i tecnici, gli allenatori della nazionale mi hanno un po' puntato gli occhi addosso, e anche perché che praticano il canottaggio siamo veramente in pochi. Ma come nasce questa passione per questo sport, Chiara? Da dove nasce? Io ero un atleta professionista prima dell'incidente invalidante che ho avuto, quindi parlare di sport con me vuol dire parlare di sport agonistico, e mi sento anche di dire che le Olimpiadi fanno gli eroi, invece alle Paralimpiadi ci vanno gli eroi, e secondo me questi ragazzi, gli allenatori, i tecnici, siamo tutti d'accordo. Le persone che ci seguono sono veramente degli eroi. Sono perfettamente d'accordo. Sono arrivata al canottaggio perché guidavo i cavalli da corsa, quindi per me una gara è avere l'avversario di fianco e vederlo e competere. Però l'anno scorso è arrivata un'altra che partecipa alle Paralimpiadi, che a cavallo si è fatta. Ero io, penso, perché sono stata l'anno scorso. Sei stata tu? Sì. Però si è cambiata un po', non aveva la stessa fisionomia. Forse perché un anno mi sono riposata, devo dire la verità, perché l'anno olimpico è veramente durissimo. Cioè, io facevo 13 allenamenti. Tuo papà era un fantino? 13 allenamenti alla settimana. Adesso ricordo, al trotto, del trotto, bravissimo, giusto? Sì. Mio papà è stato un grandissimo allenatore e guidatore di cavalli da corsa, quindi io sono cresciuta in mezzo ai cavalli, e comunque alle Padovanelle, sì, ci abitavo proprio di fronte. Ma sono cresciuta con questo spirito di agonismo, che per me ogni allenamento è una gara con me stessa. Certo. Se non ho l'avversario di fianco la faccio con me stessa. Chiara, i tuoi obiettivi futuri? Ma io vorrei provare a ripartecipare alle Paralimpiadi che saranno l'anno prossimo a Parigi. Le prime qualifiche sono ad agosto, fine agosto di quest'anno. Si qualificheranno, ci saranno i primi pass per appunto le prime qualifiche. Qualifiche. Chiara? Come tempo? Ho ricominciato da poco ad allenarmi, devo dire la verità, però mi sento più in forma di quando ho smesso. Forse quest'anno questa è la volta buona. Ho recuperato, sì. Poi comunque non ho praticato canottaggio, però ho praticato altri sport come il tiro con l'arco, tiro a segno, che comunque ho tenuto allenato la parte. Senti Chiara, tu sei venuto anni fa qui, è cambiato il movimento vostro, ovviamente per merito di persone come Ruggero, è migliorato? È migliorato, io devo dire che è migliorato. Io che sono entrata nel mondo dello sport paralimpico è stato nel 2017, e grazie proprio al movimento del Comitato Italiano Paralimpico e INAIL insieme, che organizzano ogni anno dei campus sia estivi che invernali, nei quali appunto invitano delle persone che magari hanno avuto disabilità e non si sono ancora avvicinate al mondo dello sport. Ma perché? Perché appunto lo sport è inclusione.
Quindi un po' grazie a questi campus, un po' grazie anche all'aiuto degli atleti stessi, mi includo anch'io, che durante l'anno scolastico girano per le scuole proprio a promuovere questo sport. E ho avuto anche una grande soddisfazione perché pochi giorni fa mi è arrivato il messaggio di una professoressa di una scuola di Schio che mi ha scritto che lo sport paralimpico, cioè quello che io sono riuscita a trasmettere agli alunni, è stato proprio per un paio di alunni anche un motivo di conversazione, cioè hanno portato lo sport paralimpico all'esame di maturità. Certo, è stata una tesi, definiamola così, ovviamente sull'opera. Sì, complimenti davvero. Laura Rigato, tu sei presidente dell'Aspea, so che, giusto Aspea Padova, so che avrete una conferenza perché avete un grande evento. Iniziamo da qui, vuoi anticiparlo un attimino tra virgolette, anche se la conferenza sarà fine settimana in comune più o meno? Allora, sì, sarà il fine settimana in comune, il giorno 6. L'evento è un evento europeo dedicato solo ad atleti con sindrome di Down, con un dato mandato dalla SUDS, che è lo Sport Union Down Syndrome, che si occupa delle gare a livello internazionale degli atleti con disabilità intellettiva. E avremo praticamente già iscritti 19 nazioni, non solo europee, ma abbiamo anche qualche nazione extraeuropea che si è aggregata all'evento e di questo ne siamo molto contenti. Si svolgerà qui a Padova? Si svolgerà a Padova, le gare saranno dal 4 al 9 settembre. Ci puoi dire anche dove? Sì, sono 5 impianti coinvolti: la Padova Nuoto, il plebiscito, il campo dello stadio del Colbacchini, il Palantenore, lo stadio del Gozzano e poi lo stadio di Diego, perché sembrerà strano, ma nello stadio di Salbordo di Diego, dove si allenano loro, ci sarà il calcio e il judo. Proprio avete monopolizzato tutta Padova e zone limitrofe, insomma. Tu sei presidente di questa società? Io sono presidente della società Aspea Padova, nata nel 1980, è una delle società più vecchie d'Italia. Siamo ancora tutti volontari. Quanti iscritti siete? Abbiamo come atleti 90 iscritti, che fanno nuoto, atletica, sci e tennis. E ovviamente anche qui ci vogliono gli sponsor per mantenere un'associazione, per tirare avanti la baracca. Ruggero è stato il nostro primo presidente. Ecco, la sorpresa è questa. E noi abbiamo sede a Campodarsego, quindi il cerchio qui dentro si chiude proprio stasera. Vi allenate anche al Gabbiano? Al Gabbiano abbiamo il gruppo FIMP, disabilità fisica, che fa nuoto. Alla Padova Nuoto abbiamo il gruppo della disabilità intellettiva, allo stadio del Colbacchini si allena il gruppo dell'atletica disabili intellettivi e a Piombino Dese l'altro gruppo. Complimenti davvero. Allora adesso diamo il microfono a Simone e a Veronica. Allora Stefano, Renato, l'Alessandra, le medaglie devi darmela che non mi rompi le medaglie, Simone? Mi raccomando. Allora Daniele e anche Mariano, se fate una domanda rapida a Simone e a Veronica, loro vi risponderanno. Cominci te Stefano, va bene? Perché se comincio da Mariano prima che la dica ci vogliono 3 giorni. Simone, hai detto che eri triste perché non ti è riuscito alla perfezione l'esercizio degli anelli. Esatto. Ti chiedo, ma voi che arrivate a certi livelli, quando arrivate a certi livelli, ci tenete da morire, cioè tu ti rendi conto subito se sbagli, o i tuoi avversari se ne rendono conto oppure no? Io spero di no. Ottimo. Renato. No, volevo fare una domanda adesso mi sfugge il nome, a Veronica. Le domande sono per Simone e per Veronica. No, Veronica. Ecco, Veronica. Se ti cadono le medaglie, Simone si rompe una medaglia, è una roba seria. Vai. Ecco, no, volevo sapere se ti stai preparando, ecco, per avere l'obiettivo di andare alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi, scusa. Allora, intanto siamo in estate, quindi adesso siamo un po' giunti alla fine un pochino anche degli allenamenti, no? Più o meno. Quindi io mi sono impegnata sempre comunque, ma quando io faccio un errore, diciamo,
come io dico sempre, sbagliando si impara, quindi io quando sbaglio imparo qualcosa. Alessandra? Io un po' per tutte e due, volevo sapere quali sono le squadre e gli avversari più tosti che avete trovato, con cui fate insomma più fatica o vi sentite più in competizione. Quali sono le squadre, Veronica? E per diciamo dei mondiali io ho avuto quelle più toste, diciamo che ho avuto la Lituania e l'Estonia. Perché so che è difficile nominare, sono difficili per me, immagino. E invece per Simone quali sono? Simone, ti sei fatto suggerire da Diego adesso, ti ha suggerito Diego. Sì, è vero, perché sembrerà strano, ma è difficile riconoscersi. In campo gara è uno sport individuale, quindi ci sono tante persone, tanti ragazzi, per cui loro imparano a conoscersi per nome e non per nazione. Per cui vabbè, se c'è una nazione, vediamo se lui magari in una lingua che non è l'inglese, che non è l'italiano, ma che è un linguaggio sportivo. Allora sentiamo l'atleta che teme di più quando lo affronta. Oppure li batti tutti, sei più forte, Simone? Io li batto sempre. È che per Filippo Bortignon è più bravo. Ecco, Filippo Bortignon è il più bravo. Daniele? Il vostro rapporto con gli avversari, se siete in competizione ho capito, ma se dopo a fine della competizione diventate amici, siete amici? Finito la gara sei amico, Simone, con gli avversari, sei amico? Con gli avversari no. E te Veronica? Veronica, sei amica con le avversarie? Mica tanto. Allora, io quando sono andata 4 anni fa ad Abu Dhabi ho fatto ovviamente nuove conoscenze, anche diciamo in diverse parti, diciamo. Però l'avversario era un amico, è diventato amico al termine della gara, oppure vi abbracciavate al termine della gara? Allora, alla fine della gara comunque per me c'è sempre stata una piccola emozione in mezzo, perché c'è anche quella. E comunque io con gli avversari mi sono sempre trovata bene, quindi sei proprio una signorina, Veronica. Mariano, attenti alla domanda di Mariano. Simone, stai attento alla domanda di Mariano. Buona. Il fare sport al vostro livello e raggiungere i risultati che avete ottenuto ha condizionato il rendimento scolastico? Avete avuto difficoltà con il frequentare la scuola e ottenere risultati anche a scuola? Allora, io ho fatto sia scuola che sport e io ho fatto sia scuola che ho studiato, e poi ho continuato a fare ginnastica. E a scuola eri bravo ugualmente anche se facevi ginnastica? Sì. Quindi, e tu Simone eri bravo a scuola? Dimmi la verità. Io ascolto i miei insegnanti di solito. E quindi sei bravo? Sì, e che ho finito la scuola e che ho fatto il quinto anno. Sono stato promosso. Bravo. Sei tifoso della squadra di calcio anche, Simone, tu? Solo di ginnastica. Solo di ginnastica. Calcio, niente da fare calcio. Tranne Belgiton. Tranne quello lì. Ruggero, è davvero qualcosa di straordinario. Mi porti sempre dei ragazzi che stanno inserendosi nella vita normale come giusto sia, e sono normali come giusto sia, in un mondo che una volta metteva in grosse difficoltà, e oggi con l'operato, te lo ripeto sempre perché credo sia giusto gratificarti di questo, se la nostra regione, insomma, sono cambiate molte cose, le barriere architettoniche, insomma, sono cambiate molte cose nei confronti di tutto questo mondo un po' complesso. Ma è sfortunato sotto certi punti di vista. Sicuramente l'atteggiamento della cittadinanza nei confronti delle disabilità, sono cambiati in maniera positiva per tanti motivi, ma credo che lo sport paralimpico abbia contribuito con una percentuale molto alta. Senza lo sport paralimpico
io credo che le cose, il rapporto, ecco, sia di attenzione, di sensibilità verso questo mondo paralimpico, questo mondo della disabilità, sarebbe sicuramente un po' più indietro. Certo che non abbiamo ancora raggiunto un po' tutti i nostri obiettivi, dobbiamo continuare a lottare. Non ti manca questa caratteristica? No, fortunatamente sono attornato, come abbiamo sentito anche stasera, insomma. Poi con il Veneto siamo anche bravi ad organizzare un evento come quello che ha accennato prima la Presidente della SPEA Padova. Non è cosa portare facile. 250 atleti vuol dire portare qua oltre 500 persone, ecco, nel nostro territorio. Anche questo è un aspetto che non è da tutti, ma abbiamo organizzato in Veneto più campionati italiani nelle varie discipline, quindi ecco, c'è questa volontà, questa disponibilità da parte delle società. Diciamo che della serie piove sempre nel bagnato, no? Quando le cose vanno bene vanno sempre meglio. Mi dispiace per il calcio che, come diceva prima Renato, che non dobbiamo, ma vedrai, prima che finisca, però io credo che, ecco, anche un po' di fortuna anche nel calcio ci vuole, insomma, ecco, perché io ho seguito il Padova e insomma ha fatto davvero delle magari che tu per completare due, magari che tu. E quindi voglio dire, anche nel nostro mondo, abbiamo messo la abbiamo bisogno sei riuscito a mettere la ciliegina tra Renato e Mariano, mancava la ciliegina, sei riuscito a cosa vuole dire la mamma della Veronica? Io volevo solo Giorgio, mi permetto, per ringraziare tantissimo le persone che ci credono così tanto, come Ruggero, come i presidenti delle varie associazioni, perché credo che la cosa bellissima di questo sport, quando si parla di sport per disabili, sia finalmente mettere in evidenza quello che sanno fare e non sempre puntare il dito su quello non lo sai fare, quello non riesci, quello non ce la faccio, eccetera. Quindi la cosa più importante probabilmente è proprio far vedere come si possono superare dei limiti che a volte... Però mi sembra che la cosa stia andando per la strada giusta. Assolutamente per la strada giusta. Sono normalissimi, quindi sta per la strada giusta. Allora, Simone e Veronica, mi dovete fare una promessa voi due. Allora, Veronica, tu non sei tifosa del calcio, vero? No, il calcio, non sei tifosa del calcio, Veronica. Guardami, non sei tifosa del calcio. Non guardarmi così. Sei tifosa di calcio oppure no? Hai mai visto? Sì o no? No. No. Simone, tu sei tifoso di calcio? Hai detto no prima, adesso non è che cambi idea. È che a me piace solo delle squadre di calcio. Bene, ascoltate, da questa sera Veronica e Simone mi date la parola. Da questa sera voi, vi ricordo, l'anno prossimo dovete seguire il calcio Padova e diventare tifosi del calcio Padova. Ci siamo capiti, Simone? Sì. Se tu diventi tifoso del Padova e anche tu, la prossima Olimpiadi vincete a Mambassi. Ok. E quindi la prossima volta che ci vediamo mi devi dire che sei tifoso del calcio. Padova. Ah no, Padova, ok. Padova. Veronica, anche tu vinci la medaglia. Diamo il microfono. Se vuoi che proviamo una medaglia diventando tifosa del Padova, non è male, no? Cioè, se per esempio ti dicono vinci la prossima medaglia alle Olimpiadi, però devi essere tifosa del Padova, diventi tifosa del Padova, vinci la medaglia. Stiamo parlando del calcio o della ginnastica? Della ginnastica. No, tu diventi campionessa di ginnastica, però sei tifosa del Padova. Calcio. Si possono fare le due cose? Sì, è una partita alla settimana. Va bene, facciamo un bel applauso a questi ragazzi. Però Veronica ti convincerò ad andare allo stadio a vedere una partita del Padova, vedrai. Assieme alla mamma, assieme anche a Simone. O no, Simone?
Hai capito Simone? Sì. Perfetto. La medaglia questa sera non la voglio. Me la dai la prossima volta quando andiamo allo stadio assieme, mi porti la medaglia. Okay. Quella d'oro, che non mi porti quella di bronzo. Quella di bronzo la diamo a Mariano. Va bene, è stata una bella puntata. È importante che quella di bronzo, sai, non dai retta. Ma certo che è importante Mariano, che si scherza un po', sei proprio, hai preso una strada un po' di quelli. Fai capire che capiscono anche tutto. se mi dà la medaglia di bronzo, io la considero importante quanto quella d'oro. No, è più, io difatti ho detto che ti dia la medaglia di bronzo a te perché è più importante. Ecco. Cioè davvero era molto che non ti invitavo, però una roba, vabbè, puntualizzano il tutto, non riescono, è così. Va bene, grazie Alessandra, in bocca al lupo per tra poco il Padova andrà in ritiro, quindi per il nuovo. Così posso farti una domanda prima di concludere. Il Padova andrà in ritiro con l'organico al completo, questa è l'intenzione di Mirabelli oppure visto che il mercato si protrae? Abbiamo ancora un po' di giorni, quindi confidiamo di aggiungere. Cioè l'allenatore vuole... È un po' l'obiettivo di tutti, perché più l'organico è completo e meglio poi si lavora. Poi il ritiro è fondamentale. No? E quindi sarebbe meglio andare ovviamente con l'organico al completo. Quindi grazie davvero Alessandro, in bocca al lupo, ci vedremo ovviamente l'anno prossimo. Grazie Renato. Grazie a voi. Speriamo che il Padova l'anno prossimo vinca, allora ha vinto e non ha fallito, speriamo. Se vince va bene. Speriamo. Grazie Stefano Edel, ciao, grazie Daniele Pagin, grazie a Renato Favero, cioè a Mariano Schiavon che l'ho già detto, e grazie anche a Ruggero Vinnai. Buonanotte. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla trasmissione, ovviamente tra ospiti, giocatori, dirigenti e tant'altro in questa annata che è stata un'annata lunga. Speriamo che la prossima sia ricca di successi per lo sport padovano e non, e anche ovviamente per tutti loro, augurando di vincere le Olimpiadi diventando tifosi del Padova, sia Simone sia la Veronica. Buonanotte. Buonanotte.